Era il 29 settembre del 2024 quando a Monselice la partita tra la squadra di casa Nuova Monselice e il Torre del campionato di promozione era stata sospesa al 20° del secondo tempo. In campo da troppi minuti continuavano gli insulti razzisti nei confronti del guardialinee, un trentenne di origine ivoriana residente in provincia di Treviso. Le indagini della polizia avevano permesso di rintracciare due dei responsabili, lo storico capo ultras del Monselice, 80 anni all'epoca dei fatti, e un allora 67enne residente a Noventa Padovana. Per entrambi era scattato il daspo di 5 anni disposto dal questore di Padova Marco Odorisio. Il processo, che si è celebrato in tribunale a Padova, si è concluso invece con due esiti differenti. Il capo ultras, adesso 82enne, ha patteggiato una pena di 8 mesi. Il secondo supporter, ora 69enne, avendo compreso la gravità delle sue azioni e avendo posto le sue scuse all'assistente arbitrale, è stato prosciolto.